Benvenuti a tutti gli ascoltatori dei Primi Cittadini per il Turismo. Siamo a Il Veneto in diretta nel nostro viaggio che facciamo virtuale all'interno dei comuni della nostra regione. Oggi ci troviamo ad Albignasego in provincia di Padova e siamo in compagnia del sindaco Filippo Giacinti. Sindaco, benvenuto. Ciao e grazie a tutti i telespettatori. Oggi appunto facciamo tappa ad Albignasego, la prima città della provincia di Padova per popolazione, un comune molto dinamico, un comune vivace che propone una grande varietà di manifestazioni, ma anche di eventi culturali, ma anche di attenzioni per la vita dei propri cittadini. E partiamo proprio da qua. Sindaco, un comune che anche un po' in controtendenza, dove l'andamento demografico aumenta sempre di più. Quali sono i motivi e quali sono le prospettive dell'amministrazione comunale? Sì, beh, negli anni abbiamo investito molto sui servizi al cittadino, abbiamo voluto creare dei quartieri a misura di famiglia. In ogni quartiere di Albignasego abbiamo una scuola dell'infanzia per la quale interveniamo con contributi importanti per calmierare le rette. Abbiamo una scuola primaria con il tempo pieno, abbiamo parchi pubblici, sono sempre in espansione, 3 nuovi parchi sono programmati solo per quest'anno. Abbiamo il trasporto pubblico che raggiunge tutti i quartieri e esercizi commerciali che, nonostante la crisi del piccolo commercio, cercano di resistere nel nostro territorio. Quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Poi c'è anche l'impiantistica sportiva, quindi ogni quartiere ha una sua dimensione che fa di Albignasego una città viva e vitale che porta poi le giovani coppie a insediarsi nel nostro territorio, anche perché è alle porte del capoluogo e quindi è comodo anche a tutti i servizi della città. E c'è un altro aspetto, sindaco, che riguarda la città di Albignasego sotto l'aspetto turistico, la grande offerta culturale, il grande manifesto della cultura ad Albignasego porta ogni anno ospiti insomma di risonanza nazionale se non oltre, e questo attrae anche i turisti perché il pubblico non è soltanto il pubblico della città di Albignasego, ma è un pubblico dell'Interland provinciale, e abbiamo i dati, ne abbiamo discusso, anche il turista che vede insomma ed è attratto da quella ricchezza e vivacità anche dal punto di vista degli appuntamenti culturali. Parliamone ai nostri ascoltatori. Sì, noi abbiamo un'offerta culturale veramente importante per una città come la nostra. Durante l'estate, dalla fine di maggio fino alla metà di settembre, abbiamo 80 eventi culturali, dalla letteratura con la rassegna Parole d'autore, fino alla musica, al teatro, al cinema all'aperto e a un sacco di altre manifestazioni tradizionali come la festa della Trebbiatura o tante altre iniziative che rendono ricca l'offerta culturale non solo nel centro del Albignasego, quindi del parco di Villa Ubizzi, in piazza del Donatore, ma anche nei parchi dei nostri quartieri, perché vogliamo che tutta la nostra città possa usufruire della ricchezza culturale. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni di avere associazioni che hanno creato scuole di musica, di teatro, di cinema, e quindi valorizzarle è un valore aggiunto per la nostra città, tanto che abbiamo investito delle importanti risorse con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con finanziamenti quindi europei, per la realizzazione di un nuovo teatro auditorium che verrà inaugurato entro la fine dell'anno. Sindaco, siamo verso la fine della nostra puntata e la prego di rispondermi a questa domanda che rivolgiamo a chi ci sta ascoltando, ma anche a chi non conosce Albignasego. Perché un cittadino di altro comune dovrebbe pensare di comprare casa ad Albignasego, o perché un turista dovrebbe passare per Albignasego? Beh, come detto, perché abbiamo una città che è cresciuta con quartieri a misura di famiglia, ma adesso da qualche anno a questa parte, dal 2020, abbiamo anche una piazza nuova, centrale, che ha dato dignità all'identità di Albignasego, e poi è un punto dal quale si può partire per visitare veramente mezzo Veneto in comodità. E con questo viaggio nel cuore del Veneto, nella città di Albignasego, un saluto al sindaco Filippo Giacinti, grazie per questo
racconto che ci ha entusiasmato tutti, e un arrivederci tra pochi minuti.